Manca poco meno di un minuto al via alla sesta corsa. Una prova di categoria A-B. È la prima prova del Challenge Roberto Andreghetti. Challenge che è riservato ai driver, quali disputeranno più prove, poi i migliori in classifica avranno accesso alla finale a fine anno. Sono in 8 al via in una corsa in cui il favorito è By the Book, Alessandro Gocciadoro, in rottura nel Gran Premio Padovanelle, quando sembrava poter vincere all'ingresso della dirittura d'arrivo, però ha sbagliato. 1,70 la sua quota, l'alternativa è Cesare MG a 4,25, poi 7 per Demone dei Venti e Vincero Gar, gli altri sopra il 10 contro 1. Si va in partenza, all'1 Demone dei Venti, Antonio Di Nardo, al 2 Cesare AMG, Pietro Gubellini, al 3 By the Book, Alessandro Gocciadoro, 4 City Lux, Riccardo Pezzatini, 5 Zelia CCSM, Roberto Vecchione, 6 Vincero Gara, Andrea Farolfi, seconda fila 7 Achille BLV, Enrico Bellei, 8 Assia Luis, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Autostart che si mette in retta, accelera e si prepara allo stacco. Gran lotta per il comando, con Cesare MG che prova a contenerli tutti, ma partono tutti fortissimo. Cesare è in vantaggio all'imbocco della prima piegata, provano a ritrarsi Zelia CCSM, By the Book, sbagliano entrambi però. E così rimane numero in seconda 5 posizione Zelia la cotta CCSM squalificato. cerca posto ma non lo trova numero per il momento Vincero Gara, che poi insiste all'esterno squalificato. e sembra potersi adeguare in scia Cesare MG. E così Cesare in vantaggio nei confronti di Vincero Gar. Terza posizione per Demone dei Venti, poi Achille BLV. È rimasta di fuori Assia Luis, alla retroguardia City Lux. 30 per i primi 400 metri di corsa, con Cesare MG in vantaggio nei confronti di Vincero Gar e di Demone dei Venti. Poi Achille BLV, ancora Assia Luis di fuori con in scia City Lux. 600 che se ne sono andati, una frazione molto comoda, in 46. Davanti alle tribune la mossa da parte di City Lux che aggira Assia Luis, si porta allo scoperto. 800 metri in 1:1,6 addirittura. Pietro Gubellini che ha ridotto drasticamente il ritmo una volta presa la testa con Cesare MG. Al suo esterno si profila City Lux, che però ha un'incertezza in curva e poi sbaglia il chilometro in 1:16. In vantaggio sempre Cesare MG nei confronti di Vincero Gar, poi Demone dei Venti, di fuori Assia Luis, quindi Achille BLV a numero 500 dalla conclusione. City Lux squalificato. Cesare MG in controllo. Ha fatto 14,5 la retta di là, prova a scappare da Vincero Gar che è sempre nella sua scia, coraggiosamente di fuori Assia Luis, in cerca di spazio Demone dei Venti, poi Achille BLV quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Cesare MG per fatti propri, 3-4 lunghezze meglio di Vincero Gar, ha staccato Cesare MG che nel finale se ne va a vincere come vuole nei confronti di Vincero Gar. Al terzo posto corda a corda Demone dei Venti, 27,5 ad arrivare, 1:13,2, tutto facile per Cesare MG. Pietro Gubellini per Fausto Barelli che mette anche Vincero Gar al secondo posto per l'accoppiata del Bareggio Team. I colori di Cesare MG sono quelli della scuderia Super Fantastica, vince in Coast to Coast Cesare AMG, 6 anni da Oro Puro Bar in bello stile. Al secondo Vincero Gar, al terzo posto Demone dei Venti.